Dio ha creato l'uomo, ma a Dio lo creavo. E allora ogni volta che facevo questa domanda a mia madre mi diceva: zitto, cretino, Dio si è creato da solo. Ma come si creava solo? E allora Ida mi diceva: zitto, cretino, c'è stato sempre. Ma sempre quando? Sempre. Minchia, ma sto sempre che significa, ci diceva io. E allora mi arruavano due scoccicoggio, uno per domani e l'altro poco più, minchia, che già cominciavamo a crescere nell'ambiente. Basta, alla fine mi sono convinto che in realtà Dio c'era stato sempre. Allora sto Dio che fece? Secondo quello che ci ha tramandato la tradizione, creò l'uomo in 6 giorni. Non è che ci poteva stare 20 giorni, un mese, così stomo creava beditto, no, 6 giorni. E giustamente in 6 giorni ha fatto un sacco di fesserie. Creavo scuzzone che sì, a foca, per esempio. Voi vi immaginate quanto è contenta la foca di camminare in questo modo? O che so, l'ippopotamo, chi è tanto e sta gittato un tofango. Quindi diciamo una verità, se Dio si fosse preso qualche giorno di più, avrebbe sicuramente creato un mondo migliore. Insomma, al 6° giorno Dio, dopo che era una settimana che andava avanti a rete dal polo nord al polo sud all'equatore, quindi passava dal caldo al freddo, era leggermente influenzato, cioè aveva, come diciamo una volta, a rafagna. E allora, per riposarsi, si settava sull'Himalaya, bello, caiamo a cavallo, a un certo punto ci viene un coppitosso, sputa, e a terra si crea una specie di fanghiglia. Piglia sto fango, ci ciuscia e nasce l'uomo, Adamo, bellissimo. Adamo già appena fu creato era muscoloso, palestrato, occhi celesti e capelli biondi. E allora o Signore vedeva che sto Adamo era triste. Adamo, ma chi hai? Signore, lo saccio. E cencia. Cencia come si cencia una volta accanto a Ciumareddo, a nota longa. Signore, non ci faccio più. E cencia. Ma Adamo, chi hai? Lo saccio. E cencia. Basta, a un certo punto Dio, che era Dio, quindi era il massimo dell'intelligenza, che cosa fa? Va a controllare tutto quello che aveva creato e si rende conto che cane via cane, o scecqua via scecca, o pecora via pecora, o caprona via crapa. L'uomo mancava di qualcosa, cioè della donna. E allora Dio che cosa fa? Ci insicca una mano in te costi, ce ne scippa una e crea la donna. Cioè fa la cosa peggiore che poteva fare, no? Perché a storia erano tutte belle, tranquille e serene, invece Dio crea la donna. Ma tra l'uomo e la donna abbiamo un terzo elemento, lo scuzzone. E noi vi vogliamo raccontare proprio questa storia di Adamo, Eva e lo scuzzone, raccontandola a modo nostro con ironia, quindi un po' diciamo la Genesi secondo Carlo Barbero. Quando Dio ebbe creato l'uomo, se ne accorsi che solo aveva restato, e così io preparavo per lo pomo, a do povero Adamo sventurato, e do sentia mancanze cocca cosa, e che anci hanno da longa senza posa. Ciccia sì un braccio un po' costato, e tiravo una costa con le mano, e così io primo uomo fu operato, e non ebbe più l'utero sano. Figlio mio, disse all'uomo creatore, fa pazienza e aspetto che duri. Passarono a paraduri e davanti a Idro Adamo a Eva si suò. Beggia, con pariminne rosse tante, e una colera che lo scombussolò. Credetemi se ve lo dico io, Eva era proprio una grazia di Dio. Si sentì come si stava frevendo qualche cosa anta la bocca dell'amma, una bratticchia che si stava muovendo, ecco lui cattigliava senza camma, la guardava un talo corpo in tall'essenza e scrutava di anche la movenza. Come ti chiami ci domanda Adamo, sogno Eva, rispose la picciotta, e comincia a gittare intanto l'amo, era bello e già era cotta, s'avvicina Adamo un s'abbaggiuto, Eva accetta senza chiamare aiuto. Senza sapere niente, la natura li chiamava alle grazie dell'amore, della mattina fino a quando oscura, auso non fecero per ore, ore e ore, e alla fine stanche si corcaro, finalmente poi si giummentarono. O Signore lontana vi ha scrutato,
quando vitti chi erano già svigli, li chiamavo a chiamare all'usolato, ascoltate, mi dissi, cari figli, sto giardino si chiama paradiso, per voi ho 100 monni do fommiso. Picca mora ci siete solo voi, ma più avanti arriva altra gente, divertitevi ora tutti e due, picchio mondo e vostro solamente. Quando sarà vicino dei cristiani, nasceranno problemi a chi ne mani. Ogni cosa mangiata a sazietate, carne, pesce, verdura e frutta varia, ma vi prego, o mondo rispettate l'acqua, terra, li pesci e pure l'aria. Per lo freddo mettetevi o che para di li fogli, te daranno fegara. Si mettete, state attenti però a quanto dico. C'è un albero che non so toccare, o vedete due pedi pomo antico, li so frutti non si possono mangiare, se qualcuno li tocca è consumato, perché l'ira di Dio ha scatenato. Ora nate e campata la vostra vita, non avete bisogno di ciavaglio, ogni cosa che un mondo cabbe in vita è di vostra monto scaravaggio, dopo che ebbe parlato si innannao e all'alto di cielo s'assettao. Minchione che cristiano, ti disse Adamo. Ma quale cristiano, ci rispondeva Eva, chiddo è Dio. Lo sentiste chiddo che disse, replicava Adamo, facete chiddo che volete, mangiate e bevete, ma non toccate i pedi di pomara. Ecco tocca, disse Eva, manco m'avvicino. Si mettero i fogli da fegara, una rete e l'aucia davanti, dopo se ne mangiarono caddopara e si misero a mangiare festanti, mentre a mensa li bazza rozzoloni arrivava un malefico scozzone. Quando Adamo andava a cacciare, l'animale in iscio della sotana, alla donna ci comincia a parlare, per poterci sballare a testa sana, ci comincia a parlare di dipoma e alle late da bocca va scoma. Lo scozzone, Eva, guarda che bella dipoma, Eva, tu non sai quanto è dolce, non sai quanto è tricigna, ta bocca quando la mastichi fa. Vedete, maledetto scozzone, lo paciatello non l'avete toccato, ci disse Eva. E tu ti fai comandare di Dio, certo, perché le cose più meglio si vuole tenere sabate. Eva, hai presente quando fai l'amore? Da puma di ogni soddisfazione per 10.000 volte più meglio. Assaggila Eva, assaggila. Quando Adamo ritorna dalla caccia, a picciotta comincia a carezzare. Pensa Adamo c'ha idro chi steppaccia, come faccio non si vuole saziare. Sogno stanco non posso fare niente, e c'ha l'aucio un medole pure un dente. Ste parole non la rendono camma, a picciotta comincia chi carizzi, chi baciati e intanto diamo in fiamma, mentre Eva si scioglie i belli cizzi, manta all'attimo i massimo piacere. Eva o ferma, perché una cosa o dire. No, Eva fa come una volta, no? Quando nelle campagne elettorali le donne si cuccavano con l'uomo e ci cercavano un voto nel momento più disgraziato. Eva fa stessa cosa e ci dice: Adamo, tu mi vuoi bene? Ma certo, ci rispondeva Adamo ripigliando so che fare. Aspetta Adamo, ma tu mi vuoi bene veramente? Chiude la mia vita, ma non mi puoi fare questi discorsi proprio in questi momenti. Ecco, voi altri mascoli siete sempre stessi, pensate solo a una cosa: ma se tu hai due che ti scrivi e che mi sconci, che ci disse Adamo, se mi vuoi bene, acchiana sopra l'albero e pigliami una puma. A sti parole Adamo uno fu e 100 diventavo, ma Eva con la sua docizia lo convincivo. E così Adamo fece quello che tutti i mascoli hanno fatto fino ad oggi: si fece convincere di una femmina. Non ebbe tempo di piantare il suo primo mozzicone, con pace eterna arrovavo facendo voce. Adamo ci restava qua, to cannarozzo, siete pazzi, ma che fa via detto? Che da poma non me la vio toccare. Lo scozzone che non può stare retto, vi convincevo e vi feci peccare. D'ora in poi la vostra vita cancellavi e ogni cosa per voi d'ora sarà. E
è così sto peccato originale, ne tortura di quando siamo mondo, dintre noi c'è una parte animale, ma in virtù veramente tanti sonno, siamo fatti di muscoli e di sangue, e Dio sa che nascemmo da fango, siamo fatti di muscoli e di sangue, e Dio sa che nascemmo da fango. Grazie, grazie. Naturalmente si fa per ridere, no? Noi non vogliamo prendere in giro la religione, attenzione.